Momento importante, in Sicilia insomma si fa quello che è già stato fatto a Roma ed è a Bologna. Per le cooperative siciliane è un momento diciamo così importante perché c'è uno spazio culturale che in qualche maniera diciamo, viene colto anche dalle nostre cooperative. Ci sono delle importanti diciamo così, proiezioni, si parla di lavoro, in Sicilia abbiamo il grave dramma della disoccupazione, siamo al 23%, per cui un po' più di cooperazione che serva anche per alleviare il problema della disoccupazione per noi sarebbe importante ed è quello che ci auspichiamo in questi 2 giorni. 2 giorni di incontri con un linguaggio culturale diverso da quello a cui siamo abituati solitamente con le cooperative sociali. Linguaggio del video, del cinema, su temi comunque che per noi sono importanti, fanno parte del nostro lavoro quotidiano di tutti i giorni. Con i colleghi e con il contributo importante delle cooperative siciliane abbiamo inteso organizzare anche qui un'occasione per costruire insieme quell'immaginario culturale nuovo della cooperazione sociale insieme a un pubblico diverso, un pubblico di giovani, a un pubblico anche di non addetti ai lavori, a quel pubblico che solitamente non è quello a cui ci rivolgiamo per le nostre attività. Questo è l'intento di nuove visioni, di visioni sociali che è itinerante per il Paese e che qui in questo contesto sociale e culturale trova una delle tappe più importanti del suo percorso. Abbiamo scelto Agrigento con il supporto e il contributo a questa scelta dei colleghi siciliani perché qui c'è un contesto artistico, culturale, sociale che ci sembrava particolarmente adatto a un confronto, come dicevo, con un linguaggio diverso come quello del cinema. Siamo abituati che le cooperative sociali si occupano degli ultimi, delle situazioni più degradate, volevamo parlare di temi sociali importanti in un contesto e in una situazione che è invece fra le più belle al mondo.